Bentrovati. Eccovi due storie che ci fanno capire l'abissale differenza tra la Germania, dove l'etica è il principio di vita e di regole sociale, e l'Italia, dove la casta padrona può permettersi tutto fregandosi di ogni regola civile. Andiamo con ordine. Uli Hoeneß è un ex calciatore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Con la sua squadra di club ha vinto 3 scudetti e 2 Coppe dei Campioni. Con la nazionale tedesca ha vinto gli europei del 72 e il mondiale del 74. Poi, smesse le scarpette chiodate, è rimasto nello stesso club di Monaco fino a diventarne presidente, vincendo altri 18 scudetti. Uli Hoeneß quindi è un uomo ricco e famoso, un campione sportivo tra i più amati del suo paese, vanta tra le sue amicizie la stessa cancelliera tedesca Angela Merkel. Ebbene, giovedì scorso, 13 marzo, questo personaggio di successo è stato condannato da un tribunale tedesco a 3 anni e mezzo di prigione senza la condizionale per una frode fiscale di 27 milioni e mezzo di euro. Alla lettura della sentenza il suo avvocato ha subito dichiarato che farà ricorso in appello e non ha gridato, contrariamente ad altri, che la sentenza è un complotto della magistratura come un Ghedini qualsiasi. Ma Hoeneß, dopo essersi dimesso da presidente del Bayern, ha poi smentito il suo legale dichiarando: dopo essermi consultato con la mia famiglia ho deciso di accettare la sentenza della Corte di Monaco. Ho chiesto ai miei avvocati di non presentare appello, in linea con la mia decenza, comportamento e responsabilità personali, e quindi andrà in prigione. La sua amica, la cancelliera Merkel, ha apprezzato il gesto dichiarando: è una scelta che merita rispetto. Certo, sentire da questo personaggio osannato dalle folle che per decenza, comportamento e responsabilità personale preferisce scontare subito la pena in galera, che per noi italiani sembrano parole che arrivano dalla luna. Questo processo, l'ex presidente del Bayern ci ricorda che in Germania, anche se sei ricco e famoso, se imbrogli e vieni beccato con le mani nella marmellata, devi pagare e andartene. Lì la legge è davvero uguale per tutti. E ora metto a confronto questa storia con dei fatti italiani. Anche nel nostro paese le norme ci sono. Il codice penale prevede il carcere fino a 6 anni per delle frodi fiscali consistenti, ma da noi chi ruba il fisco non è considerato un ladro che ruba tutta la comunità, ma viene considerato un furbo, un ganzo da imitare. Il nostro problema quindi non è solamente tecnico, ma è anche culturale. Le cose cambierebbero se riuscissimo a capire che per mantenere i servizi pubblici come la sanità, le scuole, la sicurezza, lo Stato ha bisogno di essere finanziato, e chi froda il fisco costringe chi non può o chi non lo vuole fare a pagare anche per il disonesto che si sottrae. Mentre nella nostra disastrata Repubblica un ex presidente del Consiglio condannato definitivamente a 4 anni di galera per una frode fiscale milionaria e per questo motivo espulso dal Senato, ed in attesa che il 10 aprile i giudici decidano se mandarlo a scontare il residuo di pena di 1 anno agli arresti domiciliari oppure ai servizi sociali, voleva candidarsi alle prossime elezioni europee. Lo esigevano anche i suoi maggiordomi. Ma essendo incandidabile vorrebbero che Napolitano gli concedesse la grazia, altrimenti, così chiosa la Santanchè, renderà orfani milioni di italiani del loro leader già espulso dal Senato. Nessuno di loro può accettare che a breve gli venga tolta la libertà, così disse la Santanchè. Delirio allo stato puro. I suoi cortigiani gridano che la condanna è stato un complotto della sinistra, accusata di usare la magistratura per buttare il loro padre padrone fuori dall'agone politico, sottointendendo quindi che le decine di magistrati che hanno inquisito e poi condannato il Caimano siano al servizio di una fantomatica spectre comunista. Una barzelletta tragicomica, evidentemente. Eppure molti italiani ci credono grazie al martellamento mediatico che ti fa credere che anche l'asino vola. Io penso che esistono 2 tipi di berlusconiani: quelli che sono complici del delinquente consapevolmente e quelli che lo seguono inconsapevolmente. Ai berlusconiani inconsapevoli dico che sarebbe ora di svegliarsi. Confrontati i diversi comportamenti tenuti in Germania nel caso Hoeneß, Hoeneß si è immediatamente dimesso da presidente del Bayern dicendo che vuole evitare danni alla società del Bayern, che è stata il lavoro della sua vita, e non presento appello in linea
per la mia decenza, comportamento e responsabilità personale. Mentre da noi un delinquente condannato voleva candidarsi alle europee per rendere ancora più ridicola l'Italia agli occhi degli europei. Sono certo che a causa di questi comportamenti etici così distanti tra i due paesi, come la mancanza del rispetto per le regole, sia il motivo principale per cui l'Italia si sta sfasciando nel caos civico e morale che conosciamo, mentre la Germania sta viaggiando a gonfie vele. Ci rivediamo giovedì prossimo.